festival per non dimenticare il messaggio di Papa Francesco. È tutto pronto per il primo Festival dei Poeti Sociali, in programma a Verona dal 17 al 20 ottobre, ispirato alla visita del Santo Padre nella città scaligera. A presentare l'iniziativa il presidente di Fondazione Toniolo, Don Renzo Beghini. Nasce a partire dall'evento del 18 maggio e quindi dalla venuta di Papa Francesco in Arena con Arena di Pace. A nostro avviso, perlomeno ciò che abbiamo sperimentato in quell'occasione è stato proprio il fatto che non poteva chiudersi, non poteva, come dire, concludersi con quell'evento, ma aveva la necessità, c'era il bisogno, va bene, di una continuità attraverso un supporto molto importante del Vescovo Domenico. È evidente che dovevamo in qualche modo dare continuità a questo evento e l'idea di Poeti Sociali, questa espressione di Papa Francesco per la quale con creatività, no? Ci sono persone, ci sono storie, testimonianze che aprono brecce di speranza, a mio avviso è stata una scelta decisamente indovinata. Oltre 60 gli appuntamenti tra incontri, performance artistiche e momenti di spiritualità per un'edizione che si preannuncia ricca di contenuti, come afferma il direttore artistico Daniele Rocchetti. Noi abbiamo predisposto un cartellone ampio che inizia alle 7 del mattino e termina la sera alle 23:15. Linguaggi diversi dalla poesia all'arte, alla musica, ai dialoghi e soprattutto a tema, in un tempo segnato dalla guerra e dai conflitti, a tema la sfida della pace. Noi pensiamo che la diocesi di Verona offra a tutti gli uomini, credenti e non credenti, questa opportunità di capire se oggi la pace è ancora una scommessa su cui giocare la vita. Quindi avremo con noi grandi filosofi, penso a Massimo Cacciari, avremo lo psicanalista Recalcati, avremo Stefano Mancuso, avremo l'antropologo Marco Aime, avremo Lella Costa, ma avremo anche donne e uomini che sulla pace hanno giocato la loro vita. Quindi avremo senz'altro il cardinale di Bangui, che molto si è dato da fare per ricucire conflitti tribali. Avremo, ed è il grande evento della prima edizione Poeti Sociali, un uomo israeliano che ha perso la figlia, Smadar, un uomo palestinese che ha perso la figlia, Sabir, e quindi verranno a raccontare com'è possibile in quella terra lacerata dai conflitti guardare il dolore dell'altro, che per noi è la via della pace. E poi avremo Gemma Calabresi che ha perso il marito, vittima di fatto, se ricorda, in quella stagione che diede poi il via agli anni di piombo, fu assassinato. E quindi parleremo di questo, ci diremo alla città, la città intera, ecco, lo ribadisco, è una proposta. Noi amiamo molto Martini quando dice, Cardinal Martini quando diceva che oggi è il tempo non solo dei credenti o dei non credenti, ma soprattutto dei pensanti e dei non pensanti. Questa è una proposta per i moltissimi pensanti che stanno in terra di Verona, quindi li aspettiamo numerosi. C'è da San Zeno a San Fermo, a Piazza dei Signori, alla Gran Guardia. Saremo alla stazione di Verona, per esempio, il mattino, accogliendo le migliaia di ragazzi che alla stazione arrivano per andare alle scuole, ma saremo anche in università, quindi è proprio l'idea di un festival diffuso, c'è il palcoscenico della città che serve un po' per questi grandi appuntamenti. Tutti sono prenotabili dal sito www.poetisociali.it. Alcuni sono già sold out, sono esauriti, alcuni posti ci sono, quindi invito davvero chi ci ascolta a entrare nel sito www.poetisociali.it e prenotare il posto.